Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. I casi Covid aumentano nella nostra regione, siamo circa a 2000 nuovi casi al giorno, ma fortunatamente negli ospedali non c'è la stessa pressione che c'era un anno fa con gli stessi numeri. Questo è un segno sicuramente positivo, però insomma siamo alle porte dell'autunno, è un autunno che è appena iniziato, arriverà anche l'influenza, per cui insomma la situazione è da tenere monitorata. Con noi c'è Massimo Crapis, responsabile delle malattie infettive di ASFO, l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Allora, dottor Crapis, grazie per essere con noi anche questa sera e partiamo subito da qui, insomma, da questi numeri che preoccupano, ma non troppo sembra. Diciamo che, come detto bene, i numeri sono alti e sono assolutamente destinati ad aumentare, però sono i numeri dei tamponi positivi, dell'incidenza, diciamo così, del Covid. E a questo non si associano le stesse percentuali dell'anno scorso, men che meno quelle della fase originaria. Quindi il volto del Covid è completamente differente, sta diventando una delle infezioni respiratorie che ormai dovremmo definire realmente endemiche, normale quindi che con l'inizio anche delle scuole, delle attività sportive, ricreative dei giovani ci sia stata una ripresa ed un reincremento. E questo non lo stiamo pagando particolarmente dal punto di vista della clinica dei pazienti, lo stiamo un po' pagando perché ovviamente i numeri stanno andando su anche dei ricoveri, però è da sottolineare che nella maggior parte dei casi sono ricoveri con tampone positivo, che sarebbero però stati ricoverati comunque per motivi, diciamo, legati alle condizioni particolarmente, diciamo, precarie della maggior parte di questi pazienti, che spesso sono molto anziani. Ecco, su questo anche il Presidente della Regione Federica ha chiesto un po' di chiarezza, come dire, insomma, di cominciare a fare un po' questa distinzione, perché tutte le persone ricoverate poi si scopre che hanno il Covid, ma non sono ricoverate per Covid. Ecco, si arriverà anche a quel punto lì, perché nel bollettino quotidiano chiaramente si leggono dei numeri nudi e crudi che però vanno interpretati. Io è da qualche mese che dico che il bollettino ormai non ha più senso, quantomeno non ha più senso presentato così, nel senso che, se voi vi ricordate, a marzo del 2020 si presentava lo stesso tipologia di bollettino. Ovviamente la portata adesso è completamente differente. È fondamentale differenziare diciamo, quello che ormai è diventato anche giornalisticamente ben noto, il paziente ricoverato per Covid rispetto al paziente ricoverato con il Covid, quindi con il riscontro del tampone positivo. Io in realtà vado un passo avanti. Se vi ricordate, è da giugno che noi infettivologi in regione spingiamo affinché non venga più fatto il tampone all'ingresso a qualsiasi persona che non presenti sintomi di Covid. Io credo che ormai i tempi siano assolutamente maturi per eseguire la ricerca, che di fatto poi è una sorta di uovo di Colombo, perché in medicina nell'appropriatezza diagnostica non è che gli esami si fanno così a caso, si fanno nel momento in cui ho un sospetto, quindi nel momento in cui il paziente ha i sintomi compatibili con il Covid faccio il tampone, perché giustamente vado a ricercarlo. Nel caso in cui il paziente entri con tutt'altra motivazione e con tutt'altri sintomi e non presenti sintomi, a quel punto il tampone non sarebbe corretto farlo. Eh sì, ecco, da questo punto di vista adesso che arriva anche, insomma, il periodo in cui stiamo un po' più chiusi, in cui ci sono magari anche raffreddori, influenze di stagione, come si deve regolare la persona normale? Ecco, appena ha dei sintomi, bene farsi un tampone fai da te, bene mettersi la mascherina? Diciamo che questo io la chiamo l'eredità positiva, una delle eredità positive che dobbiamo, diciamo così, acquisire dalla pandemia. Quando chiunque di noi ha sintomi compatibili con raffreddamento, congestione nasale, mal di gola, tosse, va sempre indossata la mascherina per proteggere gli altri dalle nostre qualsiasi virosi noi abbiamo. Fare il tampone obiettivamente potrebbe anche non servire. Perché? Perché dobbiamo uscire da quel concetto che solo il paziente con il Covid deve proteggere gli altri, e il paziente con la virosi, con qualsiasi tipo di virosi, deve proteggere gli altri da se stesso e dai suoi sintomi. Quindi la nuova normalità dovrebbe essere che chiunque ha sintomi indossi la mascherina. Ovviamente se i sintomi sono anche febbre, l'ideale sarebbe stare a casa, anche perché proprio lasciamo il nostro fisico riposare, quindi diciamo, e a quel punto poi siamo ancora più isolati e quindi va ancora meglio.
L'unica accortezza diversa, diciamo così, a seconda dei fattori di rischio delle persone, è che da questo periodo in poi, diciamo fino grossolanamente a marzo-aprile, quando non migliorerà la stagione, le persone particolarmente a rischio, intendo gli immunodepressi, quelli che stanno facendo le chemioterapie per esempio, quelli che stanno facendo terapie cortisoniche da lungo tempo, oppure i pazienti che hanno problemi respiratori importanti come le bronchiti croniche, ostruttive eccetera, quando vanno in luoghi particolarmente affollati e o chiusi, faccio un esempio, il trasporto pubblico piuttosto che il cinema, dove per un po' di tempo si sta vicino ad altre persone, indossino la mascherina per protezione propria. Quindi due, diciamo così, identikit di persone che dovrebbero indossare la mascherina: i sintomatici, a prescindere da come poi dai loro fattori di rischio, ma tutti i sintomatici, e coloro che invece hanno fattori di rischio per avere poi patologia più grave. Questa dovrebbe essere la nuova normalità, che poi va sotto il nome del cosiddetto galateo della tosse, quantomeno per quanto riguarda i sintomatici, che già io ricordo e proietto spesso nelle mie relazioni, nel 2013 c'erano dei volantini, ignorati da chiunque, che in realtà esortavano a attuare queste pratiche. Quindi questa dovrebbe essere la buona eredità del Covid. Ecco, veniamo poi al tema della vaccinazione. Sicuramente insomma, ha fatto crollare proprio questi ricoveri importanti, ed è un'evidenza che insomma ce lo danno i numeri, perché a parità di numeri si vede che la situazione è molto diversa. Nuova dose di vaccino, quando farla? Chi la deve fare? Allora, sicuramente appunto sottolineiamo l'importanza e il fatto che stiamo parlando di una nuova faccia del Covid grazie alla vaccinazione e in parte alla immunizzazione, cioè al fatto di averlo avuto, diciamo così, che ormai molte persone l'hanno avuto. Quindi vuol dire che la vaccinazione è importante, vuol dire anche che dobbiamo far stare al passo il nostro sistema immunitario con quella che è la variazione del virus. Adesso i vaccini che ci sono i vaccini adeguati alla nuova variante, cosiddetti bivalenti, perché hanno sia una componente del virus originario sia la componente del BA.4/5, dell'Omicron BA.4/5, quindi è importante farlo. Diciamo che grossolanamente andrebbe bene che tutti lo facessero. Sicuramente però è fondamentale che i pazienti a rischio, intendiamo per pazienti a rischio una grande fetta di pazienti, cioè tutte le persone sopra i 60 anni, perché abbiamo visto che nella storia naturale l'impennata di mortalità e anche di ricoveri l'abbiamo da sopra i 60 anni, quindi tutti coloro che hanno sopra più di 60 anni, e tra quelli che sono sotto i 60 anni coloro che hanno patologie immunosoppressive importanti, immunodepressive e o patologie dell'apparato respiratorio. Queste sono, diciamo, le grandi categorie. Ovviamente non dimentichiamo gli operatori sanitari, che sia parzialmente per loro protezione, per nostra protezione, visto che lo sono, ma molto per protezione invece dei pazienti con cui abbiamo a che fare, che sono assolutamente pazienti fragili, deve essere fatta questo vaccino aggiornato. Io non lo chiamo quarta dose, anche se per l'amor di Dio, per capirci, va benissimo anche quarta dose, però in realtà è fuorviante dire quarta dose, perché non è la quarta dose della stessa tipologia di vaccino che abbiamo fatto fino adesso, ma è il vaccino aggiornato. Quindi questo è assolutamente importante, e preparati a pensare che probabilmente anche per i prossimi anni ci sarà la necessità / indicazione di fare questa diciamo nuova vaccinazione aggiornata per quella che sarà la variante circolante a quell'epoca. Verosimilmente già si parla di andare verso un vaccino combinato influenzale e Covid, che verrà fatto all'inizio della stagione influenzale. Ecco, secondo lei quando potremo chiudere questo capitolo del Covid, posto insomma il fatto che adesso è endemico e quindi ci convivremo per sempre, ma insomma potremo chiudere proprio la parentesi e dire vabbè, adesso a questo punto c'è e insomma non ne parliamo più? Diciamo che appunto a seconda dei punti di vista probabilmente già dovremmo farlo o potremmo farlo, ci sarebbero le condizioni però in realtà le decisioni, diciamo così, a livello di politica sanitaria non sono andate in questa direzione. Direi che a questo punto quest'anno inteso come stagione autunno-invernale, avremo ancora una convivenza almeno organizzativamente importante con il Covid. Fondamentale, direi vitale, che dal prossimo marzo-aprile ci
dia una chiave completamente di volta e quindi si ritorni appunto all'appropriatezza diagnostica in cui si fa il tampone solo nel paziente fragile che abbia dei sintomi e che viene ricoverato. E quindi insomma anche dal punto di vista insomma, dei tamponi, come diceva lei, si supererà anche il bollettino quotidiano, eccetera, insomma, che alle volte ci crea più ansie di quelle che sono poi le risultanze. Adesso si vede 20%, insomma in passato una percentuale del 20% insomma, avrebbe mandato in tilt gli ospedali. Assolutamente d'accordo, per quello dico, anche perché poi tra l'altro il ricorso al tampone è molto più ampio, diciamo anche giustamente per fortuna, perché si può andare in farmacia, eccetera, quindi è ovvio che questo è un principio di tutte le malattie infettive, più le cerchiamo più le troviamo, quindi non è che diciamo questo ci stupisca. Consideriamo anche, e ovviamente lungi da me dire che sia corretto farlo, però dal punto di vista epidemiologico è fondamentale considerare che c'è anche un discreto sommerso, cioè ci sono anche tante persone che potendo appunto fare il tampone in autonomia lo fanno. Si auspica, e nella maggior parte dei casi credo che sia così, stanno comunque isolati fino a che sono negativi, però non entrano nel sistema e quindi poi, diciamo così, i numeri di questo non ce li abbiamo. Quindi a quel punto adesso veramente, sinceramente, ritengo abbastanza poco utile, poco produttivo il bollettino. Ecco, proprio da questo punto di vista, il consiglio è: mi scopro positivo, mi segnalo insomma comunque al dipartimento perché potrei anche avere bisogno di essere seguito, potrei peggiorare, oppure mi faccio con il buon senso la settimana a casa, rifaccio il tampone e poi ritorno a uscire? Allora, diciamo che è fondamentale, direi obbligatorio per quello che è il senso civico, che se ho un tampone positivo io sto a casa in isolamento, assolutamente. Detto questo, è ancora consigliabile entrare nel sistema cosiddetto, anche perché diciamo, andiamo anche a calcolare, a considerare il ricalcolo in base alla necessità di fare la vaccinazione. Sappiamo che diciamo, non ha senso fare la vaccinazione, l'aggiornamento della vaccinazione da 4 mesi da quando si è avuto il Covid. Questo ci consente, soprattutto se si è delle categorie in cui è richiesto, quindi in particolare in questo momento gli operatori sanitari, fare la vaccinazione. Questo è già una cosa importante, ecco. Però di per sé la cosa fondamentale è che si rimanga a casa. Grazie, ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare del dottor Krapis perché non c'è solo il Covid nel mondo delle malattie infettive, tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia del dottor Massimo Krapis, responsabile delle malattie infettive dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Nella prima parte di trasmissione abbiamo trattato il Covid, poi magari ci torniamo, però dottor Krapis, insomma, in questi mesi passati voi infettivologi avete avuto da lavorare anche su altri fronti, insomma il virus West Nile in primis, poi ci sono state insomma delle altre situazioni. Ecco, com'è andata e che bilancio si può fare su questi altri casi? Sì, diciamo che questa stagione ci ha confermato che non c'è solo Covid in sanità in generale, ma neanche nelle malattie infettive. Si è riproposta la West Nile, diciamo che è stato strano che per 3 anni non ci fossero dei casi, perché ci aspettavamo in realtà, dopo i primi casi del 2018, una presenza costante. Per fortuna, devo dire, non abbiamo avuto i casi del Veneto, né in termini di numerici né in termini di complicanze, perché comunque ci sono stati anche pazienti che sono morti, pazienti che hanno avuto delle complicanze neurologiche importanti nel Veneto. Da noi i numeri sono stati più contenuti, però diciamo che e ancora non possiamo dire la parola fine, perché come tutti sappiamo per la vita vissuta le zanzare ancora ci sono, e quindi in realtà la possibilità di trovare dei casi di West Nile almeno per un altro mesetto verosimilmente ci sarà. Però diciamo che tutto sommato si è contenuta, ecco, grazie anche poi agli interventi di disinfestazione che sono stati opportunamente fatti. C'è stato poi anche diciamo il fenomeno monkeypox, il vaiolo delle scimmie. Noi abbiamo avuto pochi casi, però qualche caso l'abbiamo avuto. Ovviamente abbiamo avuto più casi sospetti che poi non si sono rivelati tale, però anche questo, che non è stata un po' impropriamente chiamata una pandemia, non è stata una pandemia per fortuna, però ci ha ricordato che ci sono tanti virus, tanti
in questo caso virus, poi anche però ce ne sono dei batteri, coi quali dobbiamo avere a che fare, coi quali dobbiamo pensare di avere a che fare. Non possiamo abbassare la guardia nei confronti di nessuno di questi, perché i virus possono mutare. Questo era un virus che era ben noto, però mieteva pochissimi casi, soprattutto in una zona abbastanza confinata dell'Africa subsahariana, invece diciamo così c'è stato un'espansione dei casi. E questo ci ricorda anche un dato molto importante, secondo me, che ormai con la globalizzazione, come ormai è di moda parlare, ma è vero, sia per turismo che per viaggi, che per lavoro, per qualsiasi motivo, in pochissimo tempo le malattie infettive possono disseminarsi, possono diffondere. E quindi dobbiamo tutti essere preparati. Questa è un'altra eredità positiva che noi dobbiamo prendere da questa pandemia Covid. Dobbiamo essere preparati al fatto che con una cadenza che è difficile stimare, ma che si può ipotizzare, diciamo, tra i 5 e i 10 anni, ogni 5-10 anni noi una pandemia probabilmente l'avremo. Non è pensabile quindi che il sistema sanitario non prenda in considerazione questa cosa da un punto di vista organizzativo, e quindi che la prossima pandemia ci trovi così impreparati come ci ha trovato questa pandemia. Quindi io spero che diciamo, la politica sanitaria, magari anche agevolata dal PNRR, pensi di strutturare una risposta migliore che il sistema sanitario può dare alle pandemie, perché ci saranno. Non sappiamo quanto gravi saranno, perché non tutti ricordiamo che l'H1N1, la cosiddetta influenza suina, è stata una pandemia. Per fortuna ha mietuto molte meno vittime e non ha destabilizzato il sistema sanitario, un po' gli infettivologi, ma non il sistema sanitario in generale. Però è stata casuale e fortuna che sia stata una influenza tutto sommato poco più pesante di una normale influenza. Poteva andare peggio, potrebbe esserci la viaria che stiamo purtroppo paventando da una ventina d'anni, al momento per fortuna non si è verificata, ma si potrebbe verificare, e la viaria ha le potenzialità di essere invece ben più grave. Quindi noi dobbiamo pensare ad un sistema sanitario che sia in grado di supportare e sopportare anche delle ondate di pandemia. Ecco, anche per quanto riguarda poi il vaiolo delle scimmie, si è parlato subito del vaccino, anche in quel caso lì lo stesso vicepresidente della regione Riccardi ha sottolineato che ci sia un po' di stanchezza vaccinale, insomma il vaccino per l'influenza, il vaccino per il Covid, il vaccino per il vaiolo, tanti altri vaccini che si possono fare. Ecco, fare troppi vaccini non fa male. Ma allora, fare tanti vaccini protegge da tante malattie, e questo è il concetto di base fondamentale. Certo, sono farmaci, quindi come per tutti i farmaci, diciamo, non bisogna abusarne, non bisogna farli in maniera inutile, e fatto bene a citare il discorso del vaiolo delle scimmie. Come avete visto, la vaccinazione non ha riguardato tutta la popolazione generale, ha riguardato le categorie più a rischio. Quindi diciamo che quando si parla di vaccino, prima di iniziare a fare una diciamo, politica vaccinale, viene comunque studiata prima su quale è la popolazione dove il rapporto rischio-beneficio, il costo-beneficio sia assolutamente a favore del beneficio. Quindi nel momento in cui viene proposto un vaccino dovete avere tutti fiducia sul fatto che c'è stato uno studio dietro che ha portato a dire ok, questa categoria può beneficiare in maniera importante. Perché i vaccini, come ci ha dimostrato la pandemia, ma come in realtà ci aveva dimostrato il vaiolo, che siamo riusciti a debellarlo grazie alla vaccinazione, alla prima vaccinazione di massa che si è determinata, i vaccini sono uno strumento fondamentale. Dobbiamo solo saperli utilizzare al meglio. Spesso la co-somministrazione dei vaccini non è un problema, tant'è per esempio influenza e Covid possono assolutamente essere co-somministrati. Ci sono alcune solo tipologie di vaccini, perché non tutti i vaccini sono uguali, che devono avere una distanza di 15-30 giorni tra una vaccinazione e l'altra, ma per il resto anche l'eventuale co-somministrazione, come insegnano i bambini, dove arriviamo a diciamo, co-somministrare anche 6-7 vaccini tutti in una volta, non determinano problematiche maggiori per il sistema immunitario.
Non so bene forse chi ha fatto la naia, perché insomma si dice che insomma, è stato iniettato un po' di tutto e queste persone molto spesso non avevano nulla, però insomma magari in corpo avevano delle protezioni piuttosto importanti. Sì, perché il concetto della vaccinazione, che è un po' strano rispetto a tutte le altre terapie, è che le facciamo nelle persone sane, perché non si ammalino. È chiaro che questo destabilizza un po', perché se uno ha la febbre è chiaro che farebbe di tutto e prenderebbe qualsiasi cosa per migliorare. Nel momento in cui uno è sano dice: ma perché devo prendere un farmaco che potrebbe anche darmi degli effetti collaterali? È chiaro che il ragionamento è corretto, è anche però corretto fidarsi di chi ti sta dicendo: guarda che se poi ti viene quella malattia che io voglio prevenire, il tuo rischio è assolutamente spropositatamente alto e non ha senso correrlo se ho uno strumento per prevenirlo. I detrattori del vaccino hanno detto: ma i primi anni di medicina ti insegnano che non bisogna mai vaccinare durante una pandemia. Da smentire o da avvallare? Da smentire, perché credo che la maggior parte di questi non ha fatto medicina, non ha studiato medicina, o quantomeno non ha studiato nei tempi recenti con le acquisizioni recenti. In pandemia la vaccinazione è fondamentale, come ci ha dimostrato questa pandemia. È chiaro che dipende da quale tipologia di infezione è, perché non tutte le infezioni sono uguali. In alcuni casi la vaccinazione può portare alla cosiddetta immunità di gregge, in alcuni casi no. Purtroppo in quest'ultimo caso la tipologia di virus era tale per cui non si sarebbe determinata la cosiddetta immunità di gregge, ma sono due concetti diversi, perché la protezione comunque per il singolo paziente che riceve il vaccino comunque rimane intatta, e infatti, come abbiamo detto, i numeri non ci dicono le stesse cose dell'anno scorso. Andiamo verso la chiusura della trasmissione. Voglio cambiare argomento, perché insomma lei è stato l'organizzatore di un convegno la scorsa settimana a Pordenone Intra, che si è svolto per la sesta volta. In questo convegno avete puntato il dito voi infettivologi su un tema che vi stava a cuore ben prima insomma del Covid e che continua a esserlo, e cioè la resistenza di molti batteri agli antibiotici. Forse questo è un tema che vi spaventa perfino di più del Covid. Nettamente di più, in realtà. Noi la consideriamo la vera pandemia, per la quale gli strumenti, tra l'altro, di controllo sono veramente molto difficili da utilizzare. Purtroppo non bisogna mai dimenticare, e in realtà anche in questo la pandemia ha peggiorato, diciamo così, la circolazione, soprattutto nei reparti Covid, dove appunto l'attenzione era più rivolta all'isolamento del Covid, e quindi il rischio di trasmissione di batteri multiresistenti tra i pazienti è stato più alto. Ci ricorda che la problematica legata all'antimicrobico resistenza è assolutamente la principale problematica che il mondo sanitario deve affrontare, e in questo sicuramente gli infettivologi sono in prima linea, siamo in prima linea. Io sono il responsabile, il referente, diciamo, dell'antimicrobial stewardship e dell'ASFU, ma in realtà siamo, diciamo così, coloro che devono coordinare, ma tutti i medici sono coinvolti, e io poi dico anche in realtà tutte le persone, tutti i cittadini devono essere coinvolti in questo, perché tutti dobbiamo avere la cultura che prendere un antibiotico non fa solo bene. Hanno demonizzato i vaccini. A volte purtroppo si fa il contrario con gli antibiotici, cioè con qualsiasi cosa, appena il primo refluo di febbre, via con l'antibiotico. E purtroppo anche alcune delle terapie domiciliari proposte per il Covid, ai noi, ha dentro uno, a volte addirittura 2 antibiotici assolutamente inutili nel cocktail che viene proposto. Invece è una superficialità nell'approccio di una terapia molto importante. Gli antibiotici hanno cambiato il corso della maggior parte delle infezioni batteriche, non determinando mortalità e contribuendo all'aumento della sopravvivenza della popolazione, assolutamente, però sono dei farmaci che vanno utilizzati in maniera oculata, perché non dobbiamo dimenticare che la caratteristica dell'antibiotico terapia è che l'efficacia e la tossicità, come per tutti gli altri farmaci, noi la dobbiamo sempre considerare, ma dobbiamo considerare anche che quello che può determinare il malutilizzo o il sovrautilizzo dell'antibiotico terapia è la resistenza. La resistenza batterica, siccome i batteri possono trasmettersi da paziente a paziente, è un problema di sanità pubblica. Quindi l'antibiotico terapia è
un qualcosa che va utilizzato, è uno strumento molto importante e potente, ma che va utilizzato in maniera oculata, perché le ripercussioni in sanità pubblica possono essere molto importanti. In modo particolare negli ospedali poi c'è questo rischio quando le persone vengono ricoverate per altri motivi e poi si trovano aggredite, insomma, da qualcosa. Assolutamente, perché l'antimicrobial stewardship, che vuol dire la gestione oculata della terapia antibiotica, non può prescindere dal cosiddetto infection control, cioè dal controllo delle infezioni. Quindi l'isolamento spesso noi lo mettiamo, un isolamento cosiddetto da contatto, non solo per il Covid o per l'influenza o per le meningiti, eccetera, che è ovvio che sono delle patologie trasmissibili, ma anche per questi batteri multiresistenti, perché noi dobbiamo cercare di impedire la colonizzazione dei pazienti all'interno dell'ospedale, e l'operatore sanitario di solito è lo strumento, il veicolo con cui si propaga questa resistenza. Devo dire che i risultati in ASFO, per gli abitanti cittadini dell'ASFO che ci ascolta, sono molto buoni, e devo dire che noi siamo in netta controtendenza rispetto al mondo sanitario generale, sia nazionale che internazionale, sul fatto che durante la pandemia è peggiorato il tasso di circolazione dell'antimicrobico resistenza. Invece in ASFO abbiamo continuato a migliorare con il trend che già avevamo, e già partivamo tra l'altro da tassi più bassi di antimicrobico resistenza. Quindi nonostante il Covid, io dico sempre, nonostante la pandemia, siamo riusciti comunque a tenere la barra, tra virgolette, dritta della lotta all'antimicrobico resistenza. Bene, grazie. Quindi insomma avanti così da questo punto di vista, però insomma le preoccupazioni anche in questo versante non mancano. Grazie al dottor Krappis per essere stato con noi. Grazie a voi, alla prossima. Finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.